la grande quercia di Villanova, una pianta che ha secoli e secoli di vita, una pianta che forse era qui quando non si sapeva ancora dell'esistenza dell'America. Una pianta che sicuramente ha una storia antica, probabilmente qui si riunivano i capifamiglia di questo territorio per discutere le questioni più importanti. Una famiglia, anzi no, mio nonno mi raccontava che una famiglia durante l'ultimo conflitto è vissuta all'interno, una famiglia qui era stata bombardata la casa, ha trovato rifugio per diversi mesi qui all'interno, era diventata la loro casa, una quercia che è amata da tutto il territorio. Pensate che all'interno vi si trovano ancora bigliettini, poesie, piccole storie, cioè quasi come fosse un luogo sacro, e forse nell'antichità lo era veramente un albero sacro. Bene, nella notte fra il 12 e il 13 di luglio su questa pianta si è battuta una tromba d'aria, una tempesta, una bufera che ne ha divelto, spezzato tutta la chioma. Come potete vedere non è rimasta neanche una foglia, è rimasto solo il grande vecchio tronco. Voi direte che oramai non c'è più niente da fare, la paura è che sia morta per sempre. Beh, noi oggi siamo qui a fare delle talee, se non altro per provare in qualche maniera a far rivivere con i figli, con lo stesso materiale genetico questa grande pianta. Ma soprattutto abbiamo parlato col sindaco, il quale ha interpellato la persona che ha in cura, il dottore di questa pianta, che è Pietro Maroè, un esperto arboricoltore, il quale ha detto che la pianta potrebbe rivegetare, cioè è così forte, è così, seppur antica, seppur vecchia, ma era così carica di foglie, così carica di linfa, che potrebbe ricostruire la propria chioma a partire da piccoli germogli. Insomma, il sangue ce n'era e adesso aspettiamo che rifaccia la sua chioma. Sì, lei, Roberto Davide Valerio da Bejaflor. Incrociamo le dita per la grande quercia. Martedì sera, come consuetudine, è finita la sagra. Noi ci siamo ritrovati qui, un gruppo di ragazzi e noi adulti, circa 35-40 persone, per festeggiare e fare la foto di gruppo. E fatalità, il giorno dopo, alle 2:30 del mattino, è successo il fatto. Io mi sono svegliato quando ho sentito il maltempo arrivare, mi sono affacciato alla finestra, ma la pioggia intensa mi impediva di vedere quando stava succedendo. Poi alla fine, quando è schiarito un pochino, ho detto a mia moglie: non vedo più la quercia, e sono sceso giù e sono rimasto fino al mattino quasi a vegliarla, perché mi pareva una cosa incredibile, impossibile che dovesse succedere una roba del genere, anche perché questa quercia ha accompagnato la mia vita, praticamente quella dei miei nonni e dei miei bisnonni, che abitiamo qui da quasi un secolo, ecco.